Emergenza coronavirus in Veneto, un morto e 11 contagiati, unità di crisi regionale a Mestre, Zaia, bisogna agire a livello nazionale, servono linee guida per tutti, in queste ore il Consiglio dei Ministri straordinario. A Vo' Euganeo nel Padovano il cuore del contagio, caccia al paziente zero, controlli su 8 cittadini cinesi, cordone sanitario, non ancora attivata la chiusura delle strade, a Schiavonia allestito l'ospedale da campo. Un contagiato nella provincia di Venezia, un 67enne di Mira, passato per gli ospedali di Milano e Dolo prima di arrivare a Padova, ma per ora non verrà attuato l'isolamento come a Vo'. Le misure per l'emergenza dalla prossima settimana, chiuse le università, rinviati gli esami, sul carnevale scelte diverse dei comuni, stop a Padova e Vicenza, situazione in evoluzione negli altri capoluoghi. Corsa alle mascherine protettive, esaurite nelle farmacie, caccia anche ai disinfettanti e c'è chi ha installato dei dispenser nei propri negozi. Intanto in una parrocchia di Treviso in via precauzionale il parroco decide che la stretta di mano per il segno di pace ammessa diventi un sorriso per evitare contatti. Telespettatori di Antenna 3, buonasera dunque, ben ritrovati, siamo di nuovo in diretta dopo l'edizione straordinaria di questa mattina che vi ha informato fino al primo pomeriggio di quanto stava accadendo con l'emergenza coronavirus in Veneto e tutti gli aggiornamenti. Vi dico subito che è in corso in questo momento, iniziato da qualche minuto, il Consiglio dei Ministri straordinario a Roma, nella sede della Protezione Civile nazionale. Da questo Consiglio dei Ministri, atteso anche dalla Regione Veneto, potrebbero emergere nuove indicazioni importanti sulle misure per arginare il coronavirus nelle zone ovviamente dove si trova il contagio. Proprio in questo momento è ripartita una nuova riunione tecnica alla sede della Protezione Civile regionale di Marghera, probabilmente anche per ottenere in tempo reale le indicazioni dal Consiglio dei Ministri straordinario. Abbiamo il nostro Filippo Fois e Paola Barbato sul posto e ci collegheremo fra poco con loro. Vi darò anche nuovi aggiornamenti nel frattempo, ma allora vediamo nel primo servizio la giornata, una giornata davvero intensa, quello di oggi sul fronte emergenza coronavirus in Veneto. Peraltro mi ha chiamato anche il Capo dello Stato e quindi voglio ricordare il Capo dello Stato chiamato chiedendo informazioni rispetto alla condizione del Veneto. Ho parlato lungamente col Capo dello Stato. Filo diretto tra il Presidente Mattarella e il Governatore Zaia nelle ore della grande emergenza in Veneto, con la riunione fiume dell'unità di crisi nella sede della Protezione Civile regionale a Marghera, presente il Ministro Federico D'Incà, a Roma in teleconferenza anche il Premier Conte. Qui la contabilità si è aggiornata di ora in ora. Alle 17 il bollettino ufficiale parla di 12 contagiati in totale, 11 di questi solo a Vo' Euganeo, uno a Mira, un uomo di 67 anni che è stato portato dall'ospedale di Dolo a Padova, come confermato dallo stesso Zaia. Il paziente di Mira è in terapia, è in rianimazione, scusate, all'azienda ospedaliera. Una situazione fluida con la richiesta di Zaia all'esecutivo di procedere in maniera unitaria a livello nazionale. Di fronte a un'emergenza planetaria ogni misura locale rischia di essere totalmente inefficace. Noi abbiamo chiesto, siamo dell'idea che l'approccio debba essere uniforme su tutto il territorio nazionale, che ci sia comunque la possibilità di garantire la salute ai cittadini e che vengano adottate delle linee guida nazionali uniformi. Tanto è vero che adesso stanno lavorando sulla base anche di nostre proposte a delle linee guida nazionali. A confermare le intenzioni del governo il ministro D'Incà. Abbiamo deciso di intervenire con delle linee guida che sono in scrittura in questo momento e poi chiaramente con tutte le azioni per interrompere la diffusione dell'influenza del coronavirus, cercando appunto di monitorare al meglio, di operare tutta la parte degli screening che in questo momento sono molto importanti e cercando anche di tranquillizzare le persone, perché è molto importante cercare di non creare panico perché in questo momento la situazione è sotto controllo. E in attesa dei provvedimenti ci si interroga sui grandi eventi. A Padova come a Vicenza i sindaci hanno annullato le manifestazioni per il carnevale, in bilico quelli della Marca, ma gli occhi sono rivolti inevitabilmente a Venezia. Questo lo stiamo decidendo, affrontando, però io ho chiesto che sia affrontato con linee guida ufficiali. Inutile che stiamo qui a decidere che il carnevale non va bene e poi facciamo la partita con 80.000 persone. Chiuse invece per una settimana le università del Veneto. Ricordo che
e i rettori mi comunicano che chiuderanno la prossima settimana le università, quindi chi doveva fare lezione non fa lezione, chi doveva fare solo esami come nel caso di Padova si spostano di una settimana. Le università? Sì, le università del Veneto sì. A livello sanitario restano le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità con le misure precauzionali supplettive della Regione comunicate a tutti i soggetti pubblici. Questo abbiamo aggiunto che in tutti i punti di negozi, supermercati, palestre eccetera siano disponibili le soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, perché questa è la principale misura che limita la diffusione dell'infezione. Per questo abbiamo con Azienda Zero fatto degli ordini straordinari, quindi i comuni avranno il supporto delle aziende ULSS per disporre di questo tipo di soluzione. Aumentati anche gli ordini di test e di tamponi, nonché dei dispositivi di protezione individuale in uso al personale sanitario, chiesta la reperibilità dei medici di base. Noi abbiamo detto che tutti coloro che dovessero avere sintomi respiratori importanti non viene considerata solo l'influenza, ma come diagnosi differenziale anche il test per il coronavirus. Invece, se dalle indagini epidemiologiche venissero rilevati dei contatti che si trovano dentro o fuori dal territorio, questi verranno indagati, quindi niente verrà lasciato inesplorato. Se da un lato l'appello è quello a evitare il panico, dall'altro il rischio di mandare in tilt gli ospedali è concreto. Dobbiamo avere una gestione perfetta, perché la mole di richieste potrebbe essere tale per cui vanno in tilt gli ospedali. Prova ne sia che abbiamo chiesto di mandare infettivologi a Padova, perché in questo momento Padova è presa d'assalto per il tema dei tamponi. Così Zaia, subito adesso allora a Schiavonia, all'ospedale di Schiavonia, con il nostro Ferdinando Garavello insieme a Francesco Ratai. Ferdinando, ci chiedi la linea, è un altro momento importante per una giornata davvero surreale in quella zona. Vai. Io non vi sento, vado a braccio perché proprio non vi sento, però abbiamo una cosa che sta succedendo proprio in questo momento e chiedo a Francesco di avvicinarsi per farla vedere. Abbiamo delle persone, dei parenti che sono di quelli che sono all'interno dell'ospedale, che sono venuti a portare dell'acqua, del cibo, perché vi ricordiamo che all'interno, a parte le macchinette, non c'è niente da mangiare, quindi hanno tentato di portare da bere e da mangiare ai loro parenti, ai loro cari, ai loro amici. Qualcuno è riuscito a portare dentro qualcosa, vediamo che però qualcosa torna indietro. Andiamo a chiedere se qualcuno ci vuole raccontare cosa sta succedendo. Buonasera, siamo di Antena 3, siamo in diretta. Avete portato del cibo ai vostri cari? No, sono venuto a sentire le notizie com'erano, perché qua non si sa niente da fuori e il discorso è che devono venire a lavorare, o qui che a lavorare da ieri sono ancora dentro, non si sa quando. Quindi lei è parente di un operatore, di un medico? Sì, esatto. Benissimo. E non vi hanno detto niente, non si sa se escono, se non escono? E non si sa neanche, perché mia moglie domani mattina dovrebbe cominciare il turno, però non sa ancora niente, se può entrare, se non può entrare, cosa deve fare. Quindi c'è grande incertezza. Gli avevate portato qualcosa da mangiare, da bere? Degli amici qua, ho conosciuto qua adesso degli altri parenti che mi dicono che stanno portando dentro dei viveri, perché al momento hanno mangiato grissini, un arancio, non è che è un panino, quanto ne so io. Voi sarete... Non si lavano, non riescono a lavarsi e a cambiarsi, Sarete preoccupati, immagino, per le persone che sono all'interno? Preoccupati sì, anche perché dopo sto caso che è successo, cioè almeno quello hanno fermato quelli di ieri, ma quelli che sono scesi la mattina e sono venuti a casa, quelli, chi li fa il test? Io che sono un familiare, chi me lo fa il test? Sono 10 giorni che erano qua i signori che sono stati portati via, adesso non sappiamo come comportarci. Certo, capisco. La ringraziamo molto buona fortuna, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Ecco, avete sentito quindi la grande incertezza da parte dei familiari, delle persone che sono dentro? Vi ringrazio, adesso vi sento. Chiedo a Francesco di spostarsi con me, di venire con me, perché andiamo in un punto, vieni Francesco, in cui si può vedere più da vicino cosa sta succedendo all'interno dell'ospedale, perché hanno acceso le luci della grande hall dell'ospedale degli ospedali riuniti di Padova Sud, e si vedono delle persone che camminano all'interno, che si sgranchiscono le gambe, che cercano di capire, guardando fuori,
cosa sta succedendo qui fuori. Abbiamo visto portare del cibo che è stato rifiutato probabilmente per motivi sanitari, c'erano delle teglie di affettati, del pasticcio, delle cose che gli amici, i parenti avevano preparato, abbiamo portato qua e gran parte è stato rimandato indietro assieme all'acqua, probabilmente proprio per motivi sanitari. C'è un cordone strettissimo, non passa nessuno e non passa niente. Vedete all'interno, Francesco ci sta facendo vedere, camminano, passeggiano, si vedono medici in camice, si vedono persone in borghese, non sappiamo chi sono, ogni tanto cercano di mettersi in contatto anche con noi che siamo qui fuori, qualcuno ci saluta, qualcuno mostra un cartello, capiamo che la situazione sia davvero incredibile perché sono bloccati lì dentro, vi ricordo, da un giorno, e avete sentito uno dei parenti dei medici, degli operatori che sono lì, non sanno cosa sta succedendo, non sanno se li mandano a casa. Avevano detto che sarebbe stato fatto uscire qualcuno di quelli che erano risultati negativi al tampone e invece non è stato fatto uscire nessuno. Pochi minuti fa è arrivata una notizia che non è ancora confermata, secondo la quale i medici che erano in servizio nei giorni scorsi all'ospedale di Schiavonia, che sono stati a contatto con le persone infette o comunque nei reparti un po' più a rischio, risultati negativi al tampone, sarebbero stati richiamati in servizio per domani. Quindi questo potrebbe voler dire da una parte un ritorno alla normalità, dall'altra il timore di un inasprimento della situazione. Non possiamo saperlo perché non conosciamo le dinamiche legate alla gestione dei turni dei medici, però sì, il fatto Ferdinando, che richiamino un medico al lavoro qualcosa vuol dire di sicuro. È il segno di qualcosa, sicuramente. Allora facciamo così, Sentite? Ferdinando. Qui abbiamo qualche problema di linea perché... Certo, allora Ferdinando, facciamo così, importantissima la testimonianza che hai raccolto del familiare, ci riaggiorniamo nel telegiornale di Venezia per darci ulteriori informazioni da Schiavonia. Intanto noi facciamo vedere proprio le ore surreali, queste ore surreali tra Vo Euganeo e l'ospedale di Schiavonia, il cuore, diciamo, del contagio. 11 casi, tra cui quello tragico di Adriano Trevisan, 77 anni, il primo morto in Italia per coronavirus. Vo Euganeo è un paese deserto, come testimoniano le immagini, con le ricerche sempre più stringenti del cosiddetto paziente zero, quello che avrebbe portato il virus. 8 cittadini cinesi che gestiscono un'attività imprenditoriale a Vo Euganeo sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti. Risulta frequentassero anche loro il bar in cui Trevisan e l'altro pensionato contagiato, il 67enne tuttora ricoverato in gravi condizioni, sarebbero stati infettati. Tra gli 11 risultati positivi al test anche moglie e figlia di Trevisan, quest'ultima, Vanessa, è stata sindaco del paese. Per il momento le strade di accesso al comune non saranno chiuse, ma l'amministrazione è stata sollecitata dalla prefettura a predisporre un piano precauzionale di interruzione della viabilità nel caso la crisi sanitaria dovesse peggiorare. Il cordone sanitario è comunque imponente. Il sindaco Giuliano Martini ha emesso un'ordinanza in cui si prevede la sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi commerciali, esclusi quelli alimentari e farmacie, chiusura delle scuole, divieto di spostamento per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei mezzi pubblici. A tutta la popolazione di Vo, che ha circa 4.000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19, così come dovranno eseguire il tampone 300 conoscenti dei 2 contagiati. Da Vo a Schiavonia, all'ospedale, dove nella notte la Protezione Civile ha montato a scopo precauzionale 12 tende per un massimo di 96 posti a disposizione degli operatori sanitari e del personale medico trattenuti all'interno. I pazienti sono 300, gli operatori 150, ma in tutto saranno 600 quelli che dovranno essere sottoposti al test. I primi 200 hanno già dato esito negativo. Si stanno facendo tutti i test per il personale appunto all'interno di Schiavonia. È chiaro che in questo momento l'azienda ospedaliera di Padova, reparto di infettivologia, è quello più sotto pressione, quindi stiamo cercando di recuperare personale anche da parte delle altre USL da mandare in supporto a Padova, perché ci sono molte persone in attesa, preoccupate, quindi vorremmo sicuramente dare una risposta e quindi ora stiamo cercando di trovare altro personale dalle altre USL che non hanno oggi casi o comunque non sono in una situazione di emergenza. L'ospedale sarà via via svuotato nei prossimi 5-6 giorni per consentire la sanificazione dei luoghi. Il questore di Padova, Paolo Fassari, ha visitato l'ospedale nel pomeriggio, è entrato nella struttura munito di mascherina protettiva e ha compiuto un giro per il nosocomio. La zona antistante all'ospedale rimane isolata, le forze dell'ordine hanno istituito una zona rossa di un centinaio di metri.
Allora, questa è la situazione, vediamo se abbiamo, eccolo, lo vedo in collegamento. Filippo Fois allora si trova davanti alla sede della Protezione Civile regionale a Marghera. Filippo, sei in attesa un po' come oggi, è stata una giornata di lunghe attese. È stata una giornata lunghissima. Allora, ti fermo subito perché c'è un problema di audio. Lo risolveremo in questi minuti. Non riesco a sentirti, o meglio ti si sente molto male. Allora restiamo però a Venezia, nel veneziano, perché come sapete oltre agli 11 infettati del coronavirus nella zona di Voi Euganeo, tra questi anche purtroppo il paziente deceduto, c'è anche il contagiato nella provincia di Venezia, il primo per ora contagiato nella provincia di Venezia, un 67enne di Mira, lo diceva Christian Arboit nel servizio di apertura, e ovviamente anche qui c'è da capire cosa accadrà, lo ha detto ai microfoni proprio di Filippo Fois il sindaco Marco Dori. Si chiederà insomma a chi ha dei sintomi lievi di restare a casa, di contattare il proprio medico curante, e poi avremo l'intenzione di distribuire del gel insomma, contro i microbi nei principali luoghi di aggregazione. Ecco, una raccomandazione quindi magari in questa fase di evitare i luoghi più affollati, ma non ci sarà una quarantena. Al momento non saranno adottati provvedimenti drastici a Mira, il primo comune della città metropolitana di Venezia ad aver registrato un caso di coronavirus. Si tratta di un 67enne che accusava sintomi di una forte forma influenzale. Ricoverato ad Olo, è stato poi trasferito a Padova. In questo, come in altri casi, si sta cercando di ricostruire dove e da chi possa essere arrivato il contagio, oltre ad essere state avviate tutte le procedure nei confronti di chi è stato a contatto con l'uomo. Ci sono chiaramente degli accertamenti in corso che riguardano i familiari e i rapporti più stretti. Questi sono di competenza ovviamente delle autorità sanitarie, che li stanno già facendo, coordinati anche con le altre forze dell'ordine. A Mira al momento nessuna quarantena dunque, ma naturalmente le decisioni sono legate all'eventuale evolversi del contagio. Per questo si chiede ai cittadini di seguire tutte le raccomandazioni del caso, ma anche di non farsi prendere da inutili allarmismi e mantenere la serenità. Le scuole sono già chiuse da calendario, quindi da questo punto di vista non vengono presi dei provvedimenti particolari, però la situazione è in evoluzione e quindi resteremo d'accordo e in contatto con l'unità per prendere, se serve, ulteriori provvedimenti. Le misure di cautela sono le buone abitudini, lavarsi bene le mani, non frequentare in questo momento luoghi affollati, e se si hanno dei sintomi anche influenzali, perché alla fine questa è un'influenza, restare a casa e contattare il proprio medico di base. Nel frattempo, questo accade a Mira, c'è una notizia di agenzia ANS che riguarda Padova. Allora chiedo alla regia se possiamo contattare anche Chiara Gaiani per un collegamento telefonico. Una ragazza, è una notizia che viene dall'Abruzzo ma riguarda Padova, una ragazza di 17 anni che ha riferito di essere di ritorno da Padova, dove ha trascorso un soggiorno dal 3 al 16 febbraio, si è presentata spontaneamente accompagnata da un familiare con mezzi propri e non in ambulanza nel primo pomeriggio di oggi al pronto soccorso dell'ospedale di Lanciano, accusando tosse e febbre. Lo ha reso noto il servizio prevenzione e tutela della salute della regione Abruzzo. Scopo precauzionale, i sanitari ne hanno disposto il trasferimento all'ospedale di Vasto, dove sarà trattenuta in isolamento nel reparto di malattie infettive in attesa dei risultati del tampone. Le sue condizioni generali non destano preoccupazione e non presenta particolari problemi respiratori. Questa è una 17enne che ha riferito di essere di ritorno da Padova, dove avrebbe trascorso un soggiorno dal 3 al 16 febbraio. Ovviamente lo ha riferito la ragazza. Quindi restiamo a Padova. Abbiamo il collegamento telefonico con la nostra Chiara Gaiani. Dovrebbe esserci, Chiara? Sì, buonasera. Buonasera Chiara. Allora, la prima cosa che ti chiedo è se mi confermi che sul fronte della festa di Carnevale è stata la sospensione, è stata decisa di sospendere il Carnevale in Prato, è così? Sì, ti confermo questa cosa, siamo peraltro in attesa, questo è l'orario in cui il portavoce del sindaco ha annunciato che potrebbe esserci una dichiarazione direttamente del sindaco di Padova, Sergio Giordani, che nel pomeriggio aveva diffuso questa comunicazione. Rassicurando la popolazione, siamo al lavoro, tutte le autorità competenti sono continuamente, incessantemente in contatto
quindi cerchiamo di non farci cogliere dal panico, ha detto il sindaco, però per prudenza ho ritenuto di disporre il rinvio della manifestazione di Carnevale prevista per la giornata di domani in Prato della Valle, che ogni anno raduna decine di migliaia di persone. La seconda data utile, dice anche Giordani in questo comunicato, potrebbe essere domenica prossima, 1° marzo, ma tutto sarà da valutare con attenzione in base all'evolversi della situazione e a quello che succederà ovviamente nei prossimi giorni. Diciamo che a Padova, io peraltro poi sono stata in provincia dove ho sentito il presidente della provincia, con lui c'erano in quel momento anche Alessandro Bolis, sindaco di Carmignano di Brenta, e Alessandro Bisato, sindaco di Noventa Padovana, e cioè i referenti per quanto riguarda la conferenza dei sindaci dell'intera ULSS Euganea. Tutti stanno aspettando queste linee guida che anche ha annunciato il governatore Zaia durante il punto alla protezione a Marghera, per poi a cascata andare con le comunicazioni alle varie comunità. In linea prudenziale però a Padova si stanno sospendendo vari eventi, anche eventi programmati come i momenti di incontro dei ragazzi in occasione delle feste della pace dell'Azione Cattolica. In linea prudenziale alcuni eventi si stanno sospendendo a Padova. Restando in ambito religioso vi do conto anche di quello che è un comunicato che ha diffuso la diocesi di Padova in modo ufficiale, firmato dal vicario generale che si chiama Don Giuliano Zatti, che dice che alla luce della situazione che si è creata con la diffusione del coronavirus, la diocesi, come anche il sindaco, è in contatto con le competenti autorità pubbliche. Per ora ribadisce questo comunicato che sono sospese le celebrazioni domenicali nella sola comunità di Vo, dove vengono invitati i fedeli a accogliersi nelle loro case per un momento di preghiera. Non ci sono comunicazioni per quanto riguarda, perché ricordiamo molti scuole materne, molti nidi sono gestiti dalle parrocchie, non ci sono provvedimenti di chiusura, ma di questo se ne parlerà tra 3 giorni, perché comunque in ogni caso le scuole sono chiuse per il lungo ponte di Carnevale, e per le celebrazioni liturgiche nelle altre comunità si invita ad osservare le normali attenzioni sanitarie, più volte ribadite, per esempio la comunione nella mano. Grazie, ecco, allora. questo è il quadro. Grazie allora Chiara Gaiani, ci ricollegheremo nel telegiornale di Venezia, anche nel telegiornale di Treviso, per fare un po' il punto della situazione. Grazie davvero. Ditemi se devo lanciare la pubblicità. Nel frattempo avremo anche in collegamento... Come? Abbiamo Fois da Marghera. Allora vediamo, abbiamo risolto il problema tecnico. Ti chiedo di essere molto veloce. Filippo, dicevamo, in attesa di nuove indicazioni dopo quelle che ci ha raccontato Christian Arboiti nel servizio e raccolte da te. Ecco, il tavolo di crisi prosegue, una riunione Fiume che è cominciata alle 9 di questa mattina e proseguirà anche fino a sera inoltrata. Poco fa è uscito l'assessore Bottacin per un istante, poi è rientrato subito per proseguire i lavori. D'altro canto è stato detto e ripetuto più volte, si tratta di una situazione che si sta evolvendo in maniera molto rapida. Basti pensare che poco più di 24 ore fa ancora non si parlava di coronavirus in Veneto, per cui le prossime ore, anche le prossime evoluzioni del contagio saranno decisive per quelle che saranno i provvedimenti della Regione, che per ora lancia anche, comunque, come abbiamo detto durante i nostri servizi, un appello ai cittadini ad osservare tutti quelli che sono i consigli del caso, che da giorni oramai circolano attraverso tutti i canali di informazione. Con questo per ora è tutto. Benissimo, grazie. Allora, grazie a Filippo Fois, ci ricolleghiamo fra pochissimo nel telegiornale di Venezia con te. Allora, io direi, lanciamo la pubblicità, poi torniamo e chiudiamo il telegiornale del Veneto parlando anche di Vicenza. La pubblicità. Rieccoci in studio in diretta. Allora, abbiamo visto come la scelta del Comune di Padova di sospendere il Carnevale in Prato è una decisione che è stata presa anche per Vicenza. Allora vediamo a Vicenza come si è vissuta questa giornata. Coronavirus, nome in codice SARS-CoV-2. Adesso fa paura, adesso è arrivato. Il contagio in provincia di Padova e Venezia ha portato il presidente del Veneto, Luca Zaia, ad annunciare un protocollo per arginare l'epidemia a nord-est.
Ora, ogni giorno, è decisivo per provare a isolare i contagi emersi e per individuare quelli ancora sommersi. In questo momento intanto stiamo lavorando con tutti gli uffici preposti, in particolare con l'ospedale di Vicenza, per capire in che situazione ci troviamo a livello di contagi, e la notizia è rassicurante, nel senso che il direttore generale Pavesi ha rassicurato che in questo momento non ci sono persone infette o che comunque sono a rischio contagio. Francesco Rucco, sindaco e presidente della provincia di Vicenza, nel vortice di una giornata intensa in piena corsa contro il tempo per attuare un protocollo di sicurezza anti-coronavirus, ha deciso di annullare l'attesa festa di Carnevale in centro storico e a Campomarzo. Abbiamo deciso di sospendere il Carnevale in centro storico, l'abbiamo fatto alla luce di un colloquio con il direttore generale dell'URSS, che aveva consigliato prudenza rispetto a una situazione generale di cui non si capiscono ancora i contorni, si stanno approfondendo, e quindi nel dubbio abbiamo ritenuto opportuno, a tutela delle persone innanzitutto, che non ci fossero situazioni di assembramento molto ampio, molto grande, come può essere una manifestazione del Carnevale in centro storico. Naturalmente su questo adesso ci sarà un confronto con la prefettura per capire poi anche a livello di altri sindaci, quindi come provincia, per un coordinamento, capire un po' le linee comuni da dare ai sindaci in un momento di incertezza rispetto a quello che sta accadendo. Non avendo dati certi e non avendo al momento dati conclamati di persone che sono effettivamente ammalate a Vicenza, in provincia di Vicenza, dobbiamo ragionare naturalmente per ipotesi e in via prudenziale. Anche il vescovo di Vicenza, d'intesa con il prefetto e l'ULSS, ha deciso di sospendere la cresima prevista domenica in Duomo, ma tutto il vicentino è in fermento. A Brendola il sindaco ha emesso un'ordinanza di annullamento delle manifestazioni del fine settimana. Nessun allarmismo, ma precauzione massima anche a Montebello e a Nanto, dove, come a Vicenza, è stata cancellata la festa di Carnevale. Intanto l'invito a chi ritiene di avere dei sintomi che possano richiamare quelli del coronavirus è quello di non intasare gli ospedali, ma chiamare i numeri preposti. Ci sono anche dei numeri come il 1500 dedicato a un numero verde, appunto anche quello dell'URSS numero 8, e poi naturalmente per i casi più urgenti il 118 che può organizzare anche l'uscita per venire a vedere la situazione. Questo dunque a Vicenza, come vedremo fra pochissimo invece a Venezia il Carnevale non si ferma, situazione un po' in evoluzione nelle altre province, soprattutto a Treviso. Vi faremo vedere nel telegiornale di Treviso anche la vicenda a Treviso, proprio in via precauzionale, di una parrocchia dove il parroco ha deciso che la stretta di mano nel segno della pace a messa venga sostituita da un sorriso, proprio per evitare il contatto tra le mani, ma la diocesi di Treviso proprio in queste ore sta decidendo anche di allargare questa decisione anche a tutte le altre parrocchie. Ve lo racconteremo su Treviso. Allora adesso le previsioni del tempo e poi subito riprendiamo il racconto dell'emergenza coronavirus ripartendo da Venezia. Benvenuti al meteo. Fase anticiclonica con tempo stabile e clima mite, temperature decisamente di stampo primaverile. Il dettaglio di domenica 23 febbraio. Sul Veneto sarà una splendida giornata soleggiata, il cielo, vedete, si presenterà al massimo poco nuvoloso, tuttavia non si escludono nubi basse e locali nebbie sulle aree pianeggianti solamente al mattino. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, massime invece tra 10 e 15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sole su tutti i settori, addensamenti sulle zone alpine ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime invece tra 10 e 11 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato ovunque con qualche nube solamente sui settori alpini di confine. Temperature minime fino a 4 gradi, massime addirittura tra 16 e 18 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.